Stefania, e abbiamo raggiunto la parte forse più antica del borgo. Siamo nella parte opposta da dove noi appunto abbiamo fatto le riprese poc'anzi e siamo nella parte greco-bizantina. Noi in Sicilia abbiamo avuto 1000 anni di storia bizantina e qui ci troviamo di fronte una dimora che non è bizantina ma è del secolo XVII e abbiamo incontrato la proprietaria, la signora Rosaria. Signora Rosaria, allora, Buongiorno, buongiorno. in questa antica dimora voi avete creato un locale, quindi un ristorante. Sì, abbiamo un ristorante e una struttura recettiva con delle camere, quindi come un appart-hotel. Sappiamo che avete preparato qualcosa di buono da mostrare agli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Sì, qui si mangia benissimo e ci andiamo sempre sull'antico perché se è un'antica dimora, quindi dobbiamo far mangiare le persone come mangiavano un tempo, genuine e buono. C'è lo chef che ci aspetta già. Certo, lo chef vi sta aspettando e vedete un po' la nostra sala dove ospitiamo le persone in questo borgo meraviglioso di Ficarra. Allora, andiamo a incontrare lo chef. Stefania, accompagnaci anche lei. Andiamo, ecco, lo vediamo già davanti a noi con tanti piatti. Andiamo a vedere cosa ha preparato di buono. Chef Antonio, buongiorno, ma quante cose buone ha preparato? Che cosina di buono abbiamo preparato noi, sì, ci sono dal pane fritto alle alici marinate, c'è queste qua, sono a beccafica, sono fatte una ricetta tradizionale con pomodorini, cappere, olive, poi abbiamo questa qua, la zuppa del marinaio che è fatta sempre con le cozze e un po' di pane croccante all'aglio, poi c'è i fagioli normalmente, poi c'è la pasta che è molto buona, questa qua è la pasta dei nebrodi fatta con la salsiccia di suino dei nebrodi e il finocchietto selvatico. Qui abbiamo la caponata. La caponata, tipo che anticamente prendeva questo nome dal capone perché veniva fatta dal pesce capone marinare, dicevano così, poi man mano si è stata modificata e fatta con le melenzane, con i peperoni e gli altri vari ingredienti. Abbiamo anche del buon vino e dell'olio extravergine locale. No, la produzione. Questa è una produzione Marinelli e che comunque non è di Ficarra ma è della Valle Alcantara. Sia il vino che l'olio è della Valle Alcantara, dall'altro lato un po' distante Tutti prodotti siciliani, ecco. prodotti siciliani. Anche le marmellatine sono fatte, confezionate da noi, non sono marmellate, sono confetture perché solo frutta e zucchero e nient'altro. Questo avete visto? Noi facciamo ancora molto più vasto, noi altre cose, facciamo tante cose perché svariamo sia dalla carne che dal pesce, diamo un po' tutte le esigenze del cliente, possiamo soddisfare, quasi tutte. Stefania, quante bontà su questa tavola. Quante bontà, questa dobbiamo anche pensare che era la cucina preferita dai nobili nel secolo XVII, XVIII, XIX. La cucina, ecco, la tipica cucina siciliana che proviene dalle ricette dei Monsù, dei cuochi, dei baroni, si ingentilisce, o meglio diventa trasformata, diventa più ricca attraverso gli apporti della cucina popolare. Per esempio le sarde a beccafico, una curiosità, perché si chiamano beccafico? Andando a spulciare nei testi antichi di cucina siciliana abbiamo scoperto che il nobile, nel 1700, il nobile siciliano, era ghiotto dei beccafico, che erano quegli uccelletti che beccavano i fichi piccolini. Lui li prendeva dal codino e li mangiava. La cuoca doveva prima pulirli e viscerarli e poi condirli. Ma quando la cuoca tornava a casa, suo marito gli chiedeva che mangiavo oggi un barone e lei doveva spiegare cosa fossero sti beccafico. Chiaramente la cuoca non ha la passione venatoria, la passione per la caccia, non può andare a prendere i beccafico, allora se ne va al mercato, compra la sarda, le sarde a beccafico, compra appunto la sarda. All'epoca si compravano le sarde che magari costavano poco. Ecco, che cosa si fa? Venivano condite con l'aglio, l'odore di finocchietto selvatico, 2 foglioline per fare l'alloro,
tutto ripieno e diventavano sarde a beccafico. Dobbiamo pensare che l'utilizzo del finocchietto selvatico nella cucina siciliana aveva lo scopo anticamente, oggi è anche o meglio è appunto una prelibatezza, ma anticamente il finocchietto selvatico aveva la funzione di mascherare gli odori. Quando magari il pesce non era tanto fresco si metteva il finocchietto. Infatti il termine infinocchiare viene proprio da questo, diciamo, da questa consuetudine. Nell'osteria l'oste doveva, ecco, quando serviva del vino purtroppo tendente all'aceto, per mascherare quel sapore un gambo di finocchio, infinocchiare vuol dire in questo caso imbrogliare. Oggi invece diventa una spezia, oggi è un'erba chiaramente di cui se ne fa un largo uso per i prodotti genuini, per i prodotti profumatissimi e così via, ma ogni cosa è chiaro, ha un suo significato. Diceva bene lo chef, la caponata nasce nella caupona. Cos'era la caupona? La caupona era la taverna dove, ecco, l'ostessa serviva una galletta di pane ai marinai che avevano fatto tanti giorni, settimane, a volte mesi di navigazione. Serviva, ecco, una galletta di pane inzuppata in olio, vino e aceto, diciamo olio, sale, vino oppure aceto e olive e capperi. Chi aveva qualche soldo da spendere metteva qualche pezzetto di pesce, ecco, diciamo man mano questo brodino, questa zuppa si va arricchendo con verdure, diciamo con le verdure. Quindi per esempio vengono introdotte le melenzane che vengono dall'India, vengono introdotti i peperoni, il pomodoro, perché noi abbiamo pomodorizzato tutta la cucina siciliana grazie a questa pianta che viene dall'America, tra l'altro. Quindi man mano, ecco, queste verdure entrano nel menù siciliano. Quindi ogni piatto ha le sue, diciamo, ha le sue origini, ha la sua spiegazione, ha il suo perché. Quindi mangiare significa cultura. La cucina è cultura, per esempio anche le alici marinate. Oggi noi serviamo le alici marinate come specialità, ma un tempo nel 1700, quando la cuoca preparava l'alice marinata, perché la marinava? Perché magari aveva comprato quel pesce che non era tanto fresco, quindi bisognava, ecco, camuffare l'odore mettendo limone o aceto. Quindi questa è la spiegazione delle nostre pietanze. E noi allo chef chiediamo appunto di parlarci come si preparano questi piatti. Iniziamo dalle alici. Tecniche nostre queste qua, possiamo dire che sono marinate con l'aceto un pochettino, poi vengono condite e sono messe delle spezie tipo da menta, c'è il pepe rosa, semplice. Mentre qui abbiamo Queste vengono fatte tipo normale. che ingredienti utilizziamo? L'alice normalmente, l'alice è una panatura semplice, vengono panate, mettono fatte al forno e poi si fa questo pomodorino con i capperi, con le olive, con la cipolla, un soffritto tipo così e si vengono ad adagiare nel sugo stesso per qualche minuto in modo da prendere un po' di sapore. Qui invece? Quello è semplice pane fritto. Con l'impasto del pane? Sì, poi facciamo queste piccole forme particolari, le friggiamo e gli mettiamo alcune spezie nostre. Qui abbiamo detto che abbiamo Il marinario, fagioli e cozze. Viene fatto i fagioli, vengono fatte le cozze, sempre con le altre spezie, c'è un po' di peperoncino, ricette sempre nostre, queste qua nostre. Quelle sono peperoni leggermente arrostiti, fatte condite. Qui abbiamo il finocchietto che parlava. Finocchietto, salsiccia, tipo la secchione del Signore delle Nebrodi. Lì al pane ubriaco e viene un pane particolare, viene fatto tipo. Si utilizza il vino? Si utilizza il vino, viene prima marinato nel vino, poi viene cotto nel vino, un vino particolare molto rosso, molto forte, come colore infatti visto da quella coloratura rossa. E qui infine abbiamo. È tipo una specie di pizza condita all'interno, tipo molto leggera e noi l'abbiamo fatta tradizionale con molto. Cuduruni. Si faceva quando facevano il pane in casa e allora restava un po' di pasta e non ci entrava nei forni e allora loro lo imbottivano di quello che avevano e poi veniva fritto. Non si buttava niente. Si mettevano le cose che si avevano in casa. Mettevano dentro, quindi veniva fritto e mangiato subito, mentre il pane ancora restava nel forno, ecco, avevano già subito da mangiare. Ecco. Daniele, la
particolarità di questo posto è che si unisce la storia, la bellezza, l'antichità, perché questa è una dimora antica, non a caso si chiama Antica Dimora Marinelli, e poi anche la prelibatezza gastronomica di queste pietanze. Quindi, insomma, la signora e lo chef ci stanno facendo venire l'acquolina in bocca. Allora, noi salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia, li invitiamo a scoprire i borghi siciliani, in questo caso il borgo di Ficarra, visitare la Casa della Memoria per fare un salto nel passato e conoscere meglio un pezzo della nostra storia e poi chiudere in bellezza gustando qualcosa di locale. Anche i frutti, poi abbiamo poi qui a Ficarra, possiamo chiedere perché si chiama Ficarra? Lo chiedete a me, quindi penso che derivi dall'arabo, così come dicono le cronache, perché questa è terra dove nasce anche il fico. Tra l'altro la parola fico in greco è siuke, anzi sic è parola indoeuropea e vuol dire frutti che crescono al sole, che maturano sotto il sole, come sichius, la zucca, siché il fico. Questo in termine greco. La parola Sicilia appunto ha nella sua anima la parola siché, quindi la radice sic, terra dove i frutti maturano al calore del sole. Grazie, allora grazie allo chef. Grazie a voi, Grazie buona anche giornata. Grazie a voi. per averci ospitato e per averci mostrato queste prelibatezze. Adesso resta altro che gustare. Certo. Buona giornata. Ciao, alla prossima!